Buonasera amici di Sportissili, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la prima giornata della Coppa Trinagria che finalmente fa il suo inizio con il match che vedrà affrontarsi Palermo Futsal Club e Real Termini. Vediamo già la formazione ospite, oggi appunto in trasferta, in campo per completare, anzi per continuare il proprio riscaldamento. D'altra parte invece i rosanero stanno effettuando al momento il riconoscimento classico prima di cominciare il match. Non abbiamo chiaramente delle statistiche per questa competizione, però è una gara inedita tra queste due formazioni, vista anche chiaramente la genesi abbastanza recente dei rosanero. Possiamo sicuramente partire con le statistiche invece del campionato di entrambe le squadre, perché chiaramente i padroni di casa al momento si risultano essere campioni d'inverno del girone B, un andamento impressionante per la squadra di mister Natale Gentile con 21 punti su 21, in realtà potremmo anche dire 24 su 24 qualora si andasse a contare la sfida contro il Futsal Emili, terminata con una vittoria per il rosanero, ma chiaramente senza classifica. Dunque per questo 21 su 21. Dall'altra parte però la formazione ospite comunque non sta facendo male, anzi tutt'altro, al momento terzo posto in classifica, il girone A chiaramente, non lo stesso del Palermo Futsal Club, con ben 15 punti in classifica. Sono 5 le vittorie, 2 le sconfitte, una formazione che non ha mai pareggiato in questo campionato. Parliamo invece delle sconfitte, perché sono arrivati nella prima giornata contro il Valleiato e poi la sconfitta contro il temibile Real Sicilia, che chiaramente è una delle formazioni più interessanti di questo campionato di Serie D, la formazione del presidente Lentini, che sta bene facendo insieme all'Altofonte chiaramente nel girone A. Nel girone B invece a dominare proprio la squadra del presidente Pazzaglia, che al momento, ricordiamo, si trova quindi al primo posto in classifica. Vittoria nell'ultimo incontro di campionato contro il Rotaro San Vincenzo 4-6, con un poker impressionante di Alisu John, che però oggi è assente, squalifica per il laterale del Palermo Futsal Club, che ha ben fatto non soltanto chiaramente nell'ultima partita, ma in tutte le gare di questa stagione. Poi gli altri gol sono arrivati sotto i colpi di La Fiura, il capitano dei rosanero, e poi chiaramente Ciccio Catania con un gran bel gol dopo una giocata impressionante del solito Lorenzo Chinnici, che nella scorsa partita è stato protagonista di ben 3 assist. Insomma, i dati li stiamo quasi dicendo tutti, aspettiamo soltanto poi l'arrivo del direttore di gara, il signor Alessandro Bruno della sezione di Palermo. Poi finalmente potrà iniziare questa importante partita che darà l'inizio invece a una nuova competizione, quella della Coppa Trinagria, che non va mai confusa con il campionato. Coppa e campionato sono due competizioni chiaramente parallele, ma che non sono le stesse. Di conseguenza fare bene in campionato non implica il fare bene anche in Coppa. Bisogna chiaramente scendere in campo e dire la propria anche in questa competizione, una competizione che il primo Futsal Cup non ha mai vinto, sempre fatto dei grandi piazzamenti, ma senza mai ottenere il passaggio oltre la semifinale. Ricordiamo infatti lo scorso anno contro il Pioppo, l'eliminazione dei rosanero, dopo aver fatto una grande partita contro il Cefalù, contro il Real Sports Cefalù, con uno scatenato Pisani, autore di ben 6 gol. Insomma, gare che chiaramente tutti i tifosi del Primo Futsal Club, che ci auguriamo ci ascoltino sempre, si ricorderanno di certo. Nel frattempo il direttore di gara ancora non ha terminato il proprio riconoscimento, nel frattempo invece gli ospiti stanno continuando il loro riscaldamento. A questo punto noi vi mostriamo anche l'esecuzione di tiri. Al momento qui che c'è il capitano Simone Domino che calcia in porta, classe 2004, molto giovane ma già capitano. Tra i pali invece vediamo Antonino Scialabba, che al momento sta regalando grandi parate, chissà che non continui infatti proprio con anche l'inizio della partita. Ricordiamo sempre 60 minuti di gioco, 30 minuti il primo, 30 veramente il secondo tempo. Ancora sì, c'è ancora tanto tempo per continuare questo riscaldamento. Formazione rosanero invece anche con questo freddo potrebbe trovare qualche difficoltà, perché chiaramente ormai è ferma da più di 6 minuti, dunque quasi 10 minuti di gioco fermo chiaramente per i rosanero, che dovranno di certo rientrare in campo nel tentativo di riscaldarsi. Nel frattempo il direttore di gara ha terminato il proprio riconoscimento, lo vediamo infatti ritornare nel proprio spogliatoio per posare le distinte, e poi finalmente avrà inizio la sfida tra Palermo Futsal Club e Real Termini. Abbiamo anche il tempo per leggere le formazioni degli ospiti, perché abbiamo con la maglia numero 1 Antonino Scialab, con la 3 invece Danilo Merlo, con la 4 Antonino Carcasola, con la 5 c'è Igino Cortese,
con la maglia numero 6 Natale Luca, con la 7 invece Valerio Lo Monaco, con la casacca numero 8 il vice capitano di questa formazione Gaetano Giardina, con la 9 Giuseppe Miccolo, con la 11 Simone Domino il capitano, poi con la 12 Davide Cassar e infine Marco Bisesi con la 20 e Giovanni Ciresi con la 21. Frattempo il Palermo Fossa Capri si sta caricando con il classico urlo prima di cominciare. Per oggi una giornata speciale perché oggi fa il suo esordio di stagione una new entry, ma che dire new entry, forse anche un po' limitante per quello che invece è stato in questi anni questo calciatore. Stiamo chiaramente parlando di Antonino Scorsori, detto Ninni, che oggi fa il suo ritorno in maglia rosa-nero con un ritorno dopo una parentesi non felicissima con la Veco. Infatti è iniziato la stagione e poi però non è lasciato la squadra, insomma non ha mai fatto poi l'esordio nel campionato di Serie C2. Nel frattempo Calic ci presenta una grande tecnica anche con un pregevole colpo di tacco, poi tacco anche fatto da Catania. Il mister voleva continuare questo bel duetto con i suoi ragazzi, però credo che adesso bisogna soltanto far parlare il campo, con la Fiora che invece calcia verso la porta e Catania che invece continua a palleggiare anche nel tentativo di rimanere in forma, chiaramente riscaldare la muscolatura perché c'è tanto freddo quest'oggi. Si carica anche la formazione ospite. Adesso si attende soltanto il direttore di gara, continua il riscaldamento con il Vivarelli che calcia anche con un'ottima precisione in porta. Maglie nuove per il rosanero quest'oggi, 19 dicembre. Questa prima giornata di Coppa Tina che verrà ricordata anche perché sono delle nuove maglie. Andiamo con la 24 Gennaro, con l'88 Corona, numero un po' insolito quello per Corona. Poi con la 11 Alessio Leto, qui sotto invece con la 5 Gabriele Cirafici, poi il vice allenatore Carmelo Punzina che sta raccogliendo le casacche. Poi vediamo anche Giuseppe Giuliano, inconfondibile con la maglia blu, così come Peppe Calì. Insomma, questi sono i portieri. Oggi invece sempre assente Giuseppe Velardi che, come ben sappiamo, ormai è assente da inizio campionato, un brutto infortunio al ginocchio, purtroppo lo sta tenendo lontano, ma siamo sicuri che appena tornerà darà filo da torcere ai suoi colleghi. Intanto finalmente le squadre sono davanti la porta per l'ingresso per poi finalmente fare il loro approdo in campo. Noi vi mostriamo intanto lo scoreboard, il nostro tabellino che indica 0-0. Poi chiaramente, come diciamo in ogni nostra diretta, il cronometro partirà dall'istante del primo tocco di una delle due formazioni. Adesso il signor Bruno dirige le squadre in campo. I due capitani dunque Domino da una parte, Vito La Fiura dall'altro. Un momento di stagione ottimo per il capitano rosanero perché al momento sono arrivati ben 11 gol e 3 assist in 8 partite, maglia numero 9. Questa è la prima volta che la indossa perché sappiamo bene che il capitano La Fiura ha sempre avuto la maglia numero 11, però adesso con le 9 magliette si è preso questo numero. C'è anche un cambio per Luca Vivarelli perché ha sempre indossato la 6, questa volta invece ha la numero 7. Poi Scozzeri invece è passato dalla 7 alla 70, insomma ha aggiunto soltanto 1-0 dopo il 7. Poi Cirafici è leggermente staccato rispetto agli altri, sicuramente adesso farà qualche passo per poi ricongiungersi ai propri compagni. Uno sguardo rivolto verso la telecamera, c'è tanta concentrazione anche per lui che forse quest'anno sta avendo un po' di difficoltà per quanto riguarda il minutaggio. Infatti soltanto 3 partite per un gol contro gli Emiri, un gol tra l'altro di pregevole fattura con un diagonale molto preciso. Nel frattempo vediamo la scelta di Mister Gentile, se sceglierà quindi Peppe Calì o Pino Giuliano. Vediamo chi dei due partirà dal primo. Nel tempo Mister Gentile è molto carico. Adesso Leto ci saluta. Giuliano va verso la porta, vediamo se parte lui dal primo. Abbiamo sentito le formazioni di Mister Gentile, dunque Vito La Fiura parte lì davanti, Luca Vivarelli e Francesco Catani saranno i due laterali. In difesa il solito ormai numero 10 imprescindibile di questa formazione, Lorenzo Chinnici. Tra i pali dovrebbe partire Giuliano, se non abbiamo visto male, che però sembra al momento scomparso, non dovrebbe essere andato forse fuori dal campo perché Calì alla felpa. Dunque non Calì tra i pali ma Pino Giuliano, è lui il portiere
quindi per questo inizio di partita. Dall'altra parte invece vediamo Scialabba con la numero 1, poi con la casacca numero 12 vediamo Davide Cassar che si posiziona lì davanti, poi Valerio Lo Monaco con la 7, poi Capitan Domino con il numero 11 Simone Domino, fascia capitano nonostante la giovanissima età, perché parliamo di un giocatore classe 2004. Giuliano intanto si è cambiato la maglietta perché giustamente con la maglietta blu non era il massimo visto il colore azzurro. Nel frattempo continua il riscaldamento, questa è probabilmente l'intro più lunga di questa stagione in casa Palermo Futsal Club, con Cali che invece fa un bellissimo gesto, ovvero caricare il suo collega che oggi parte dal primo, non quindi Cali ma parte Giuliano. Nel frattempo il pallone già a centrocampo, dunque primo possesso per il Palermo Futsal Club e inizia anche la gara con il primo tocco di Capitan La Fiura verso Chinnici. Adesso Catania. Chinnici non lo pressa Cassar, tende il movimento, poi Chinnici per Catania, scambiano i due, c'è l'inserimento di Vivarelli, lui cerca invece Catania, scambio con Vivarelli che prova subito il dribbling. Domino è molto bravo a non concedere quella porzione di campo al giocatore in maglia numero 7 Lorenzo Chinnici. Adesso Vivarelli può puntare, le finte, va sul destro, lo salta, Vivarelli in mezzo, Catania si divora questo gol, ma grandi azioni di Luca Vivarelli che qui probabilmente forse il suo avversario pensava che andasse sul piede forte sul sinistro, ma Luca Vivarelli è un giocatore molto imprevedibile. Palla direttamente dall'altra parte, vai punta, tentata da Cassar, Giuliano chiude sul primo palo ed è anche l'ultimo a toccare, sarà dunque calcio d'angolo con lo schema, ma abbiamo subito visto il Real Termini iniziare molto bene con questo pallone dato direttamente sulla fascia dove c'era Giardina pronto ad intervenire. Intanto Giuliano con una calma impressionante, Vivarelli allarga per Catania, per lui la prima occasione della partita, prova ad imbucare, c'era l'inserimento di Capitan La Fiora, non funziona, dunque rimessa laterale, posizione però super offensiva, dunque quasi un calcio d'angolo per i rosanero. Vivarelli cerca il passaggio ma sbaglia, Cassar lo insegue Chinnici, non lo ferma, poi avanza e calcio da fuori, deviazione di La Fiura e vantaggio del Real Termini con Valerio Lo Monaco per l'esultanza con la panchina. La gara si sblocca dopo soltanto un minuto, anzi 1,45 di vantaggio Real Termini. Solitamente sono i rosanero a partire in vantaggio, l'hanno fatto tante volte durante questo campionato, non è questa volta. Vivarelli, scontro con Giardina, l'ultimo tocco è proprio di Luca Vivarelli, sarà dunque rimessa per gli ospiti. Domino fa molto bene qui Giardina, poi Cassar con la punta ancora, quasi una fotocopia della sfida precedente con lo stesso calciatore che era riuscito a calciare con la punta. Chinnici vede Vivarelli, si sente tanto l'assenza di Su John, un giocatore capace di portare il pallone sempre dalla difesa all'attacco. Oggi però manca La Fiura. Sto molto sfortunato perché dovrebbe avere toccato per ultimo il pallone. Poi Vivarelli cerca il tiro, murato direttamente da Giuliano. La Fiura. Vivarelli. Prova ad entrare, scarica dalle parti di Chinnici. Le finte, ottima quella giocata. Chinnici allarga, Vivarelli aggancia, poi salta l'uomo ma non riesce a concludere, viene fermato dall'uscita di Scialabba, poi pallone direttamente dalle parti di Lo Monaco che non riesce a prendere la sfera e dunque rimessa per il Palermo Futsal Club con Chinnici. Con calma, e vai profondo. Ce l'hai lo spazio, guarda dove va Lorenzo. La Fiura. Guarda dove va Lorenzo. C'è largo Vivarelli, lo serve adesso. Guarda dove va. Primi 4 di gioco, gara già sbloccata per gli ospiti. Con il Palermo Futsal Club che per la prima volta in questa stagione parte da una situazione di svantaggio, non è mai capitato quest'anno, nemmeno
gara in corso. Domino. Cassar. Il dribbling su Catania. Buono qui a fermare. Sempre Cassar. Giardina, vede lo Monaco, scambiano i due. Sempre Giardina. Le finte di Cassar, lo ferma la Fiura, poi conclusione da fuori tentata da Giardina. Trova un'altra deviazione ed è sempre calcio d'angolo, dunque continua l'assedio del Real Termini, lo schema. Conclusione da fuori di Cassar, viene respinta da Chinnici, poi Vivarelli viene pressato per girarsi, casca giù, calcio di punizione. Tutta rapida, la Fiura, guarda la porta, le finte, sul sinistro, la Fiura calcia, casca giù, scontro con Cassar, tutto regolare, calcio d'angolo. Sarà corner dunque per il Palermo Futsal Club che si appresta a battere con Catania che alza la sfera, Vivarelli, buono qui il suo aggancio, poi allarga, Chinnici, cerca uno spiraglio, non lo trova e si appoggia saggiamente dietro, Vivarelli, la Fiura, Catania. Sempre Capitan la Fiura che cerca un movimento dei suoi, si inserisce Catania ma serve Chinnici. Adesso libera per la Fiura che calcia con l'esterno, non la prende benissimo, però si fanno rivedere in avanti i rosanero dopo aver subito forse qualcosa di troppo. Domino. Poi Giardina è sempre Domino. Giardina. Dialoga ancora con il capitano, poi scarica ed entra, si inserisce, poi aggancio difettoso da parte di Lo Monaco, autore del gol dello 0-1, direzione di La Fiura, però comunque il tiro era in porta, dunque diamo il gol assolutamente a lui. La Fiura. Suola. Cerca l'imbucata, sbaglia il tocco, tanta confusione adesso per gli uomini di Mister Gentile, le finte, tunnel su Vivarelli ma non sulla Fiura, può ripartire Vivarelli, può allargare, scarica la Fiura con la punta, ha provato ad alzare questo pallone ma non ci è riuscito. Vito La Fiura ha fatto un mix tra un tiro di punta e un esterno, è riuscito a fare una conclusione un po' a metà, però si è fatta vedere il Palermo. Pressione di Catania, va indietro Giardina, Scialaba, lontana per Chinnici, la controlla, non ha difficoltà Lorenzo Chinnici che adesso alza i giri del motore. Catania, doppio passo, rientra adesso Chinnici, c'è l'inserimento ancora di Catania in zona di rigore, ma lui può andare dalla Fiura, vediamo le finte, cambia tutto, Vivarelli, guarda la porta, Vivarelli! Eccolo, Luca Vivarelli, cambia numero ma non il piede, fa 1-1 e pareggia subito i conti, assist così per non cambiare di Lorenzo Chinnici, gol di Luca Vivarelli, 1-1. Il pareggio dunque della formazione rosanero arriva in un momento forse importante della partita, perché effettivamente stava cercando di alzare i giri del motore la formazione rosanero e ci è riuscita con la solita giocata preziosissima di Lorenzo Chinnici. Poi Luca Vivarelli ci ha messo tanto del suo con quel suo mancino un po' sfortunato durante la stagione perché non sono arrivati tanti gol. Infatti stiamo parlando soltanto del terzo gol in questa stagione, ma un piede come il suo deve decisamente puntare a ben altri numeri e oggi però lo ha dimostrato, chissà che non sia stato anche per il numero. Domino, la voce di Giuliano che carica i suoi, va sul fondo, la Fiura sempre molto utile anche in fase difensiva con il raddoppio di Catania, cambia tutto. Cassar, le finte in mezzo a due, riesce a passare ma non contro Chinnici, poi la pressione sempre del 12, Chinnici sceglie la velocità, riesce a passare, Chinnici salta tutti ma non Domino che allontana direttamente dalle parti di Giuliano che blocca tutto e fa ripartire Luca Vivarelli. Cambia lato, Catania, buono qui il suo aggancio con il destro, cambia gioco, Chinnici, c'è la Fiora largo, va con il sinistro dentro, la tocca a Cassar, adesso è un 3 contro 2,
Lo Monaco allarga, Giardina, rientra Giardina e poi Giuliano, super Pino Giuliano, salva i suoi, ma questa volta il Palermo ha veramente rischiato tantissimo perché Giuliano ha posto in essere una grande parata. Si riporta dunque con questa rimessa laterale con il signor Bruno che fa sistemare Giuliano, che aveva chiesto un attimo di pausa per allacciarsi le scarpe o forse per sistemare le ginocchiere. Catania, Chinnici, Catania cerca il taglio per la Fiura, palla che però non arriva ai piedi del giocatore in maglia numero 9. Ci dobbiamo abituare perché abbiamo sempre chiamato il giocatore in maglia numero 11, adesso numero è diverso dunque per Vito La Fiura, che vediamo se risponderà come Vivarelli al cambio di numero con un gol. Vediamo. Giardina intanto. Pressione di La Fiura, lo aiuta anche Vivarelli, ruba la palla La Fiura, grande qui il lavoro, poi calcio con la punta! E se soltanto avesse fatto qualche passo avrebbe notato Francesco Catania sulla sinistra, non lo ha guardato per nulla Vito La Fiura, poteva servirgli l'assist proprio come ha fatto il 20 nella scorsa partita, non l'ha fatto. Poi Vivarelli scucchiaia in mezzo, palla quasi da calcio a 11, un cross in realtà non da 5. Pressione alta di Vivarelli. Cassar. Domino, cambia gioco dalle parti di Cassar che punta l'uomo, poi scarica con l'esterno e si inserisce. Domino, sbaglia il tocco, Vivarelli, sbaglia anche lui l'aggancio, infatti chiede scusa ai compagni. Domino, le finte, allarga, c'è Lo Monaco dopo il passaggio di Giardina, palla centrale, Cassar, sempre per Giardina, la pressione di Catania, cambia gioco, però questa volta male, anche per Cassar, forse il primo della partita, stava giocando effettivamente una gara al momento perfetta. Catania intanto, Chinnici, si cercano le sue giocate per illuminare il gioco, poi Vivarelli ancora col mancino, ci ha provato, poi mister Gentile è un po' arrabbiato, anche oggi con un cappellino, non lo stesso delle ultime partite, però sempre per le temperature chiaramente non sono per nulla alte, anzi tutt'altro, tanto freddo, questo sicuramente può essere un fattore della partita. Intanto Giuliano, la palla poi era praticamente arrivata sui piedi di Cassar dopo un errore di valutazione dello stesso Lorenzo Chinnici che ha permesso al 12 di saltare su Giuliano, poi i due si sono scontrati con Giuliano che sta toccando al momento il quadricipite, probabilmente una botta sul muscolo contratto, chiaramente fortuita. Anche Cassar si è rialzato non al meglio, nel frattempo si riscalda Peppe Calì. Vediamo se Giuliano potrà continuare, intanto si alza dalla panchina Alessio Leto, dunque potremmo vederlo in campo al posto di uno probabilmente tra Catania o Vivarelli. Vediamo la scelta di mister Gentili, intanto sbaglia La Fiura, Cassar che si è decisamente ripreso, Domino, sfida Vivarelli, non lo salta, poi Catania, Vivarelli in scivolata, si continua, tutto regolare, Catania apre per La Fiura, guarda la porta, La Fiura! Vito La Fiura, anche lui cambia numero ma non cambia i suoi gol col sinistro, lo mette un po' lontano ed è 2-1 il risultato. Grande palla recuperata di Catania che ha raddoppiato in maniera molto intelligente Luca Vivarelli e poi il 2-1 è stato confezionato in modo perfetto da Capitan La Fiura che fa gol numero 12 in questa stagione. È il risultato di 2-1 dopo 13 minuti. Nel frattempo Giuliano dovrebbe avere preso forse un graffio. Nel frattempo continua il scaldamento Leto, però gli esterni al momento stanno giocando una grande gara, sia Vivarelli che Catania. Tipo un cambio con dentro Cortese al posto di Cassar, se non abbiamo visto male. Giardina si appoggia, poi Lo Monaco prende un calcio da Catania, chiede scusa. Sarà calcio di punizione dunque con Giardina sul punto di battuta. Non rischia, va direttamente da Domino. Adesso
Ancora il numero 8 che cambia lato, però male, perché aveva cercato il tocco su Gino Cortese, che però forse non aveva capito l'idea del compagno. Quindi Vivarelli e adesso Chinnici. C'è largo il compagno, va dalla Fiura. Chinnici, sempre la Fiura. Catania, poi pressato e fermato anche da un ottimo intervento di Lo Monaco. Catania per Vivarelli, le finte, prova l'imbucata, sempre Vivarelli. Palla che non torna però tra i piedi dei giocatori rossoneri, sarà calcio d'angolo. Fai bene tu, Sarà corner, chiama uno schema Luca Vivarelli, c'è a rimorchio Catania, ma anche Chinnici che sul sisto potrebbe calciare, ci pensa un attimo, poi non rischia nulla. Catania. Chinnici, Catania. Lorenzo Chinnici, grande questa giocata, intanto è pronto probabilmente Leto ad entrare al posto di Catania, se non abbiamo visto male. Intanto Vivarelli, salta due uomini, Chinnici può calciare, cerca il secondo palo e non era un'idea brutta quella di Lorenzo Chinnici con Catania che non aveva capito l'idea del compagno, così come Vivarelli si sono scontrati, si sono incrociati. Tanto fuori Catania, dentro Alessio Leto, adesso un giocatore sicuramente con dei numeri importanti anche dal punto di vista realizzativo, però un giocatore sicuramente più fisico, dunque potrà dare anche maggiore aiuto in fase difensiva, un po' sfortunato in questa stagione con una traversa contro l'Atomo Network in campionato, poi una grande parata il match scorsi contro l'Oratorio ad esempio. Poi intanto continua lì l'azione del Real Termini con l'occasionissima di Domino e risponde Giuliano con la tibia che allontana la palla e salva i suoi. Giardina, attacco molto elegante, Domino apparecchia per Lo Monaco, pressione di Leto, Domino scarica su Giardina che guarda la porta, poi Leto ruba il pallone, poi partire Leto quasi divora il gol. Eccesso di tranquillità per Alessio Leto che aveva visto il portiere fuori dai pali, però aveva tutti i metri davanti per poter concludere in porta, se l'è divorato questa volta. Chinnici può allargare, Vivarelli l'aggancio, Vivarelli e doppietta personale, magia ancora di Lorenzo Chinnici che confeziona l'ennesimo assist della sua stagione. 3-1 il risultato, poteva pesare tanto l'errore di Leto, ma per fortuna di Rosanero non sta pesando al momento, perché sull'azione successiva è arrivato il tris firmato da Luca Vivarelli che firma quindi il gol numero 4 in stagione, 2 in campionato, 2 in coppa. Numero 7 insomma porta bene a Vivarelli probabilmente. Nel frattempo si alza dalla panchina anche Gabriele Gennaro, poi il tacco, Leto chiude con l'esterno, Vivarelli può puntare l'uomo, Vivarelli le finte su Domino, non c'è nulla per il direttore di gara. Rimessa laterale per il Real Termini che batte rapidamente nelle parti di Cortese. Adesso c'è Giardino, largo Lo Monaco, lui invece va verso il centro, salta Leto, pressione di La Fiura, poi conclusione da fuori di Domino che finisce direttamente a parti di Cortese che però non l'aggancia, dunque si accontenta di una rimessa. Poi Leto ancora una volta intercetta il pallone, l'abbiamo detto, un giocatore che dal punto di vista difensivo è molto utile. Giardina apparecchia per Cortese, palla al secondo palo, Vivarelli provvidenziale, poi Chinnici vede La Fiura, l'aggancio difettoso da parte del capitano. Era giusta la palla di Chinnici, non se l'aspettava però. Nel frattempo cambio pronto, dentro Gennaro, fuori La Fiura. Soltanto però quando il pallone terminerà in out. Poi Vivarelli chiama un minuto al tecnico, quindi probabilmente un altro cambio è pronto. Vediamo chi si riscalda, Cirafici. Poi conclusione da fuori in deviazione! E poi Giuliano la tocca, quel poco che basta per mandarla in corner e compie un altro miracolo. La Fiura contrasta, non basta però, fa rientrare, poi il raddoppio. Poi conclusione da fuori, tentata da Lo Monaco, con Giardina che ha beccato uno schiaffone quasi dalla Fiura che
nel tentativo di andare a contrastare l'avversario lo ha colpito all'altezza del petto. Fortunatamente tutto ok, però. Per pronto Davide Cassar intanto, rientrare in campo. Lo Monaco, col mancino, cerca il secondo palo, trova però Luca Vivarelli, poi finta di Chinnici, gli manca il pallone, adesso ancora una finta, Chinnici, che giocata di Lorenzo Chinnici, poi la Fiura, allarga per Vivarelli, poi buca l'intervento Scialabba, riesce a tenerla in campo, Vivarelli con un rimpallo, Vivarelli casca giù, si continua, poi da terra, pallone è rimasto ancora in campo, dunque non termina fuori, Cortese. Si è salvato qui il Real Termini, Giardina commette fallo Leto, lo prende, poi fuori la Fiora, dentro Gabriele Gennaro, maglia numero 24, fuori anche Vivarelli, dentro Cirafici, rientra in campo intanto Cassar, prova ad imbucare, poi Giuliano molto arrabbiato con i suoi, dice di chiudere prima, dice di allungare la squadra, però va corto su Chinnici. Cirafici si sovrappone a Chinnici, ma si va da Gennaro, le finte, Gennaro si appoggia a Chinnici, cambia tutto, sempre molto bene, Leto, aggancio non perfetto, poi chiude molto bene lo Monaco, con l'esterno, passaggio a liberare Domino, che fa un buon dribbling su Cirafici, poi si appoggia, Cortese, tacco, la porta direttamente dall'altra parte, poi Cassar e adesso Domino, esterno, poi chiama a gran voce Giuliano, poi Domino, e per poco non trova il gol del 3-2. Chinnici non l'ha seguito benissimo, è molto arrabbiato qui Giuliano. Chinnici, c'è largo Cirafici ma anche Leto, vediamo chi serve, va dal numero 11 che ha preso la maglia di La Fiura, che oggi è passato invece con la 9, dicevamo. Tanto Chinnici centralmente prova l'imbucata, male questa volta. Cassar è passato lui come centrale dopo aver iniziato la gara come attaccante, come pivot. Lo Monaco serve nuovamente Cassar, decisamente il migliore in questo inizio di gara. Poi Domino fa spaventare tanto il rosanero. Poi Giuliano dice a Cirafici di andare direttamente a contrastare il suo avversario, perché dice la prima volta non ha preso la porta, ma la seconda probabilmente la centrerà. Questa la frase, il virgolettato di Pino Giuliano, che con la sua enorme esperienza consiglia al giovane compagno di accorciare un po' i metri di distanza sul suo diretto avversario per non concedere metri. Cassar, Domino, può rientrare, le finte, sempre molto tecnico il capitano, poi Cassar, guarda la porta, ci prova, ci pensa, esegue, però non trova la porta. Risultato sempre di 3-1 per chi si fosse sintonizzato in questo momento su canali di Sportizi. Ricordiamo in esclusiva le gare del Palermo Futsal Club dentro e fuori casa, sempre qui sui canali di Sportizi. Tanto Gennaro si gira molto bene con la suola, adesso c'è Cirafici. Largo da Leto, l'inserimento di Gennaro, Leto va tutto solo, poi viene rubata la palla, Cortese, lotta ancora Cirafici per Gennaro! La tocca benissimo! Magia di Gabriele Gennaro, ma che palla di Gabriele Cirafici, 4-1 il risultato. Una grande palla recuperata da Alessio Leto, così come sottolineato da Mister Gentile, dato in contrasto. Poi Cirafici ha messo una grande palla e Gennaro il tocco finale, quello probabilmente più estetico, perché è stato un tocco sotto molto morbido, che si è spento poi alle spalle di Scialabba, e dunque poker 4-1. Giro palla difensivo intanto. Leto, il dribbling tentato sullo Monaco, non si passa. Sarà rimessa con Chinnici che va direttamente da Giuliano.
Nel frattempo si riscalda molto Lorenzo Lopez. Gennaro, palla di ritorno, Cirafici, può cercare la porta con il destro. Viene un po' spinto da Cortese, ma si continua. Cassar, Cortese allarga, Domino, può puntare la difesa. Adesso sono due giocatori rosanero su di lui. Cortese passa nuovamente a Domino che guarda la porta, ci pensa, palla in mezzo, lo Monaco, Giuliano risponde presente perfettamente, miracoloso il portiere. Adesso Gennaro casca giù, calcio di punizione, guadagna secondi, è un calcio importante. Leto si confonde un po' perché c'era Cirafici senza, poi cerca la porta direttamente verso i pali difesi da Scialabba. Sembrava quasi un pallone a secondo palo per Cirafici, ma alla fine non ha girato il pallone, stava quasi per spegnersi in porta. Intanto rimessa battuta rapidamente con Gennaro ed adesso Leto. Cirafici, Leto, Chinnici, le finte classiche da parte di Lorenzo Chinnici. Gennaro casca giù, ancora fallo. Cartellino. Si gioca subito con Chinnici che apre dalle parti di Cirafici. Lopez, Chinnici, Gennaro in mezzo a due, non passa, Cassa, poi rischia tanto su Gennaro, palla recuperata da Gennaro che cerca il tiro, però intervento irregolare. Sarà time out nel frattempo, piccolo momento di break, 4-1 il risultato. È iniziata male la gara per il Nero, poi però è benissimo con questo poker che porta la firma di Capitan La Fiura, 2 volte Vivarelli, poi ha messo il timbro anche Gabriele Gennaro che fa quindi il primo gol in Coppa, 1 in campionato, dunque 2 totali per l'attaccante di record lo scorso anno nel girone B di Serie D con la maglia però del primo calcio a 5. Giocò quindi fermo il momento. Nel frattempo è entrato in campo anche Lorenzo Lopez al posto di Alessio Leto. È entrato in campo nel frattempo con la 8 Giardina, un'ottima partita al momento per il numero 8. Giardina avanza, va sul destro, può calciare Giuliano, quasi stava per bucare il suo intervento ma poi si è ripreso alla grande, rinvio, Gennaro contro la calcia subito, palla fuori, era molto difficile poter concludere verso la porta, poi bel gesto di sportività con Giardina che poi lo Monaco dà il pallone al proprio portiere, però il pallone sgonfio, dunque No, quello sarà ancora. bisogna cambiare il pallone con Lopez che sta controllando la pressione dei palloni, poi la restituisce a Scialabba, pallone dovrebbe essere tutto ok. Ma scusa, non ne senti il suo pallone? Ancora pallone sgonfio. Ma no, con quello bianco non si può chiamare. Oh, un tempo che c'è il questo fa un giallo. Dai, fine primo tempo li gonfiamo, gioca. Il direttore di gara dice ok con il pallone. Gioco fermo almeno per un minuto. Giardina, si ricomincia dunque, Domino. Cassar, Domino, cerca uno spiraglio sui compagni, allarga Cassar, buona qui la giocata, poi con la punta trova un super Giuliano che chiude il primo palo. Ormai una tattica abbastanza collaudata per Real Termini che più volte si è fatta vedere con questa giocata, palla su Cassar che poi cerca la punta sul primo, poi Giardina e la parata in 2 tempi di Pino Giuliano.
Chinnici va all'interno, Lopez, Ciravic, Lopez, Chinnici va sul mancino, cerca un'imbucata, lo fa adesso, sbaglia però il tocco, poi Cassar può puntare, salta l'uomo ma non Chinnici, poi Domino arriva puntuale sulla sfera, palla direttamente dalle parti di Cassar, apparecchia su Giardina che cerca il tiro, deviazione di Gennaro, palla rimane sempre lì, Lo Monaco scivola, intanto Lopez si rialza, palla ancora fuori, Giardina col mancino, tocca Lopez, calcio d'angolo. Mancano 10 secondi alla fine del primo tempo, ma si recupererà sicuramente qualche cosa. Cassar, Giardina, Cassar Non stare fermo. lascia, scorre sul compagno, Giardina, ecco Domino, aggancio, punta a Ciravici, poi fronteggia molto bene, palla centrale, Lo Monaco, Cassar, poi chiama di alzare il baricentro della squadra Giuliano, l'ultimo tocco è stato di Gennaro, sarà dunque calcio d'angolo per il Real Termini che si affaccia nuovamente in avanti. Sì, cambia, questo bianco fa schifo. No. Calcio d'angolo, schema per la conclusione da fuori di Cassar, rimane immobile Giuliano che battezza con esperienza fuori, rischiando per qualcosa forse. Giuliano, Gennaro la controlla bene con il petto, poi Chinnici, il taglio di Gennaro non lo serve, va verso il centro, parecchia su Lopez che guarda i compagni, ci pensa, prova poi un mix tra un tiro e un passaggio, trova però soltanto la deviazione di Cassar e sarà dunque rimessa laterale con Ciravici che si appresta a battere, guadagna anche qualche secondo con un pizzico di esperienza. Lopez, Chinnici cerca un dribbling, non riesce. Dai che sta fischiando Gennaro. Domino, Domino, tacco, Cassar va verso il centro del campo, lotta con Gennaro che recupera un grande pallone, poi Chinnici, sempre Gennaro Grezza con la sola, Gennaro guarda la porta, Gennaro! Sotto le gambe, doppietta per l'attaccante con la maglia 24 che si sblocca definitivamente in Coppa, poi Chinnici fa verso la telecamera il numero 3, probabilmente sono il numero dei suoi assist. Sarebbero veramente tanti all'interno di questa stagione per questo formidabile giocatore che quest'oggi tocca un grande numero di dati statistici, perché bisogna dire come effettivamente abbia fatto 9 gare, 3 gol e 12 assist, insomma dati impressionanti per un giocatore come lui, che però non sorprende visto che sappiamo chiaramente la sua qualità. Poi termina così il primo tempo, risultato di 5-1, inizio shock per il Palermo Futsal Club, poi qualcosa è cambiato sicuramente grazie alle 2 doppiette di Luca Vivarelli e di Gabriele Gennaro, in mezzo anche il gol di Vito La Fiora. Noi intanto vi salutiamo, ma come sempre vi invitiamo a rimanere connessi perché solo qui sui canali di Sportissimi il secondo tempo in esclusiva della sfida. A dopo! È iniziata adesso Partinica Audace Empedoclina, non stracolma. Poi D'Amico a servire Longo, aggancia l'11, ancora Longo, può aprire da Panzeri, calcia Longo! È la prima conclusione seria del Partinica Audace, parte dai piedi di Daniel Longo. Tanto palla in mezzo per Pulizzi e poi Viscuso, D'Amico a 2 passi, la palla rimane sulla linea. Clamoroso, come non è riuscito a fare gol il Partinica Audace. Campo, l'Empedoclina quasi ne giova, ma poi scrozzò, deve verticalizzare subito, c'è tanti uomini liberi avanti il Partinica Audace. Panzeri, porta palla con personalità, poi salta un uomo col tacco, ancora Panzeri, giocata illuminante e calcio di rigore per il Partinica Audace.
Parte Angelo D'Amico, va col destro e sblocca il risultato. Angelo D'Amico, sono 2 in promozione ed è un gol fondamentale in una giornata difficile come questa, dove si faticava a sbloccare il risultato. Il Partinico Audace ci è riuscito. Poi Pulizzi apre bene il gioco da Longo, con un po' di difficoltà si salva l'Empedoclina, ma Cusumano tiene alti i suoi. Poi Panzeri lotta, Cusumano apre, Longo è libero, ancora Longo, va sul mancino, il miracolo di Pullara. Poi Viscuso ha liberato, ma il pallone è praticamente un assist per Longo, tiene giù la bandierina e guarda linee, e poi brutto fallo ai danni di Daniel Longo, cartellino giallo e poi rosso. Empedoclina in 10 uomini, poi rinvio sbagliato di Pullara e Longo lo grazia. Sul punto di battuta chiama lo schema Longo, Valle cross, ci arriva perfetto Pulizzi e poi la zampata doppia prima di Filì, poi di Viscuso, alzata la bandierina del guardalinee. Maranzano è solo libero di controllare porta palla il 3, va da Butera che tocca il suo primo pallone, prova a scambiare con D'Amico, buono il passaggio nello spazio per Longo, aggancia Scardina, può verticalizzare, ancora Scardina, sale, può andare all'1 contro 1, preferisce andare al cambio di gioco, Butera aggancia, col destro, palla fuori di niente, ad un passo dal secondo gol consecutivo Gabriele Butera. Tira di rigore, Maranzano, Butera apre quasi a memoria da Scardina, può puntare la porta il 20, si butta allo spazio Longo e arriva la risposta di Pullara, ancora vicino al 2-0 il Partinico Audace. Dopo che Maranzano è stato a terra, adesso può rientrare il 3, ma nel frattempo l'Empedoclina attacca, occhio a questo tiro molto molto pericoloso, va corto da Scrozzo Cascione e allora ha servito Scardina, Viscuso viene dentro al campo il 5, si è mosso bene Butera, salta l'uomo Viscuso con grande personalità Alex Sanvito, alla fine allarga male il gioco, c'era Scardina ma Scrozzo occupa bene il campo, avanza Scrozzo, serie di dribbling, va col mancino, blocca Pullara che era posizionato male del Partinico Audace, ma tutto si trasforma in un lancio che quasi favorisce D'Amico, pressa forte Pullara che libera male e alla Longo, zona tiro, Longo e arriva il 2-0 di Daniel Longo, terzo gol in campionato per il numero 11 nero-verde. Sta per scoccare adesso il 90esimo, ci dovrebbe essere il recupero adesso. Maranzano a cercare Butera, la palla passa e quasi arriva a Scardina, poi Pullara anticipa Longo, bravo ad anticipare l'avversario, poi Viscuso sempre con grande propensione offensiva a cercare Butera, follia di Pullara e allora Butera non ci arriva, il 19 del Partinico Audace. Occhio a questa palla in mezzo, la palla arriva dalle parti di Drago che con un tocco serve Scrozzo, c'è Butera in aria, Butera se l'è mangiato il 19 che vorrebbe distruggere la porta, applauditissimo dal pubblico del Favazza. Viscuso col petto verticalizza immediatamente, Longo sembra in posizione regolare, non alza la bandierina del guardalinee e allora Daniel Longo può pensare anche al tiro, vuole andare a cercare Scrozzo che col piazzato non riesce a calare il tris il Partinico Audace. Scrozzo, servito Longo che mette giù, insiste il 2005, la palla arriva a Scardina, dall'altra parte va col destro, ci voleva un compagno al secondo palo, ma su questo tiro finisce la partita. Manovra prolungata ai ragazzi del Trem, ancora Scalavino,
Calvaruso in mezzo, occasione! Parata del portiere dell'Isola, si fa sentire anche il trem. Scalavino aspetta Molinaro che trova lo scarico per Calvaruso largo. Calvaruso, cambio gioco. Cutrona, il tiro! Morrione, parati in 2 tempi. Sì, fortunato il rimpallo, prova a passare ma c'è Molinare ed è contropiede trem. Scalavino, la allunga per Calvaruso. Palla in mezzo, intercetto. Occasione importante per il trem per andare. Calvaruso, aspetta il compagno, il tiro di Calvaruso. Possibile il palo. Bella partita, adesso ha pure smesso di piovere, quindi sarà un po' più facile. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa vincente sfida tra Palermo Futsal Club e Real. Termine risultato di 5-1 al momento. Vediamo Giuliano al momento a centrocampo, un ruolo non suo sicuramente, adesso tornerà tra i pali. Nel frattempo si sta riscaldando Ninni Scozzari, fa un grande tiro con la punta sotto la traversa, vediamo se avrà spazio in questo secondo tempo. C'è anche Ciccio Catania in campo, Chinnici, Vivarelli, Lopez, insomma tutti in campo. Adesso mister Gentile sceglierà il quintetto che partirà dal primo minuto di questa seconda frazione. All'altra parte invece c'è Cassar lì davanti, poi Giardinalo, Monaco, Capitan, Domino e tra i pali sempre Scialabba. Una gara per il Real Termini iniziata molto bene con il vantaggio, anche meritatamente, poi però qualcosa forse non ha funzionato, il Palermo è venuto fuori e lì qualcosa è cambiato. Intanto la prima notizia è sicuramente l'ingresso dal primo minuto del secondo tempo di Ninni Scozzari, che dunque ricomincia la sua avventura in maglia rosanero e lo fa con la numero 70. Ricordiamo sempre che il cronometro spunterà dal momento del primo tocco e infatti arriva anche adesso. Dunque primo possesso palla per il Real Termini con Giardina. Palla centrale a cercare Cassar, si gira molto bene, Lo Monaco guarda la porta, ci prova e Giuliano risponde in spaccata, poi domina, pressa Chinnici che poi sbaglia, pressione molto bene, poi Cassar ancora, Lopez respinge con il corpo, poi Giardina fa un grande lavoro, adesso mentalmente sembra un'altra squadra, poi Giuliano cosa ha preso, poi 2 volte, questa volta non può nulla il portiere rosanero, Cassar dove il gol del 5-2, l'avevamo detto, il Pio sembrava differente e infatti si nota, il Real Termini recupera un gol e lo fa portando la gara sul 5-2. Palermo Futsal Club che non è nuovo a questi cali improvvisi, anche nello scorso match contro l'Oratorio San Vincenzo lo stesso risultato 5-1, poi però qualcosa è cambiato, 2 gol presi a freddo, l'ennesimo poi gol di Sujon con l'Oratorio San Vincenzo che ha recuperato nuovamente su Rosanero, pronti poi alla fine sul 4-6. Lopez, la Fiura, rientrato dopo essersi riposato, Chinnici sbaglia il tunnel, poi Domino apparecchia per Cassar che incrocia, ma incrocia troppo questa volta. Palermo Futsal che sta veramente rischiando grossissimo adesso, perché in Real Termini non sta mollando e anzi sta giocando un grande calcio in questo secondo tempo. Chinnici, ecco Scozzari, il primissimo pallone, Lopez, poi va giù, sarà quindi corner con Scozzari che decide di posizionare il pallone, poi lo alza male però, la Fiura, Lopez, si gira molto bene, Lopez, il palo dell'ex calciatore dell'Oratorio San Giovanni Battista, si era liberato da attaccante vero, poi va concluso anche molto bene con tanta potenza, ma non ha trovato il gol con questo palo. Poi Chinnici alza la sfera con la Fiura che lotta, poi Giardina lo salta anche Domino, Chinnici sempre super, poi Giardina fa un grande intervento qui, Chinnici, Lopez, Scozzari allarga, Chinnici cerca di esplodere col mancino, Scozzari con la punta, ci ha provato immediatamente il 70. Sarà corner con Scozzari che chiama uno schema, alza la palla, poi Chinnici, Lopez, Scozzari controlla col mancino, poi fa un destro-sinistro,
e chiedeva un fallo, che però non è stato ravvisato. Poi Giuliano, la figura prova un controllo volante, non riesce, adesso lo Monaco. Giardina cerca un taglio di compagni, c'è soltanto Cassar, lo serve adesso, guarda la porta, le finte, grande qui la giocata di Cassar che apre dalle parti di Domino, sempre molto tecnico il numero 11, capitano del Real Termini. Lo Monaco. Giardina apre su Domino, cerca uno spiraglio, poi sbaglia l'aggancio Cassar, un errore non da lui. Chinnici. Ecco Lopez. Chinnici. Scozzari. Lopez la tiene lì, non si passa da Giardina che sta facendo un grande secondo tempo. Le finte, poi raddoppia lo stesso Lopez, Domino. Lo Monaco, guarda la porta, le finte, rientra, salta la Fiura, poi sul sinistro, cerca la porta, Chinnici allontana mettendo davanti il corpo, Domino, adesso un momento favorevole per gli ospiti con la palla imbucata geniale da parte di Giardina che però non ha trovato nessuna deviazione nemmeno degli avversari, dunque rimessa dal fondo con Giuliano. Lopez. Scozzari. Lopez. Centralmente Scozzari, palla di prima. Lopez, ancora Scozzari, buono qui il suo aggancio, poi la tiene con la suola, attacco. Giuliano allontana. Lo Monaco. Stai attento, stai. Giardina. Domino. Allarga dalle parti di Giardina che rientra sul sinistro, allarga, Cassar, buono qui l'aggancio, potrebbe calciare, vediamo con la punta, poi deviazione di Chinnici, di sulla traversa, adesso pizzico di fortuna per il rosanero, Scozza rialza la palla, la Fiura, per forse qualche tempo di gioco, adesso Chinnici ha lo spazio sul sinistro, salta l'uomo Chinnici sul fondo, un po' troppo però, e palla fuori. Domino. Giardina allarga dalle parti di Domino direttamente dall'altra parte. Lo Monaco finta, viene fermato da Chinnici che ruba anche il tempo. Chinnici viene un po' tamponato, Chinnici cerca il tocco, va giù e qualche dubbio qua c'è però, poi rimasta anche giù. Scialaba invece con grande sportività mette il pallone fuori, poi si confronta con lo Monaco. Grande gesto di sportività da parte della formazione ospite che comunque poteva anche chiaramente continuare, ma con grande sportività, ripetiamo. Ha gettato la palla fuori, infatti Chinnici ringrazia il suo avversario e poi restituisce il pallone direttamente al portiere Scialaba. Giardina. Lo Monaco centrale, il tocco sbagliato, Lopez per Chinnici, attacca la porta, c'è la Fiora in mezzo, Chinnici cerca il secondo palo e chiude Lo Monaco molto bene, poi prova la zampata, la Fiora ma non riesce. Cassar si complica un po' la vita, lo insegue Chinnici, lo aggira ma non vuole concedere, poi arriva anche il raddoppio di la Fiora, poi l'ultimo tocco è di Maglia Azzurra. Sarà quindi calcio d'angolo con Scozzari che va a battere. Sarà quindi calcio d'angolo, vediamo che schema ci regalerà mister Gentile. Scozzari libera per Chinnici che buca qui la sua conclusione, poi Lopez lo aiuta e va direttamente da Giuliano. Lopez si fa vedere la Fiura ma lui va da Chinnici, palla in cassaforte. Scozzari fa tutto il movimento, Lopez e poi l'anticipo di Domino. Dovrebbe essere calcio d'angolo ma non veditore di gara, dunque non la tocca Domino, si continua.
allarga per Cassar, passaggio in controtempo per il numero 12 che non aveva fatto quel movimento, stava andando verso l'interno, invece la palla è arrivata sull'esterno, intanto si riscalda Gabriele Cirafici, anzi no, Luca Vivarelli, chiedo scusa. Lopez intanto, Chinnici, sempre Lopez, c'è largo Scozzari, ci va adesso. Allargata Chinnici, poi l'inserimento del 70. Scende invece la Fiura, che punta inizialmente il suo avversario, poi torna dietro saggiamente. Chinnici si fa rivedere Lopez, ma anche Scozzari sceglie il numero 3, poi Chinnici di prima, la Fiura, buono questo lavoro, potrebbe servire Lopez, palla che passa, Chinnici sbaglia il tocco dalle parti di Lopez, poi Domino molto bravo che a fermare tutto in anticipo, ma se Chinnici avesse servito Lopez sarebbe trovato quest'ultimo davanti Scialabba. Così però non è stato e dunque si salva il Real Termini. Poi lo Monaco su Mancino, può calciare, Lopez è scivolata, ruppe il tempo e poi con un intervento preciso riesce a mettere la palla in calcio d'angolo. Palla alzata, al volo la conclusione di Cassar, anzi no, di Giardina. Non si era coordinato benissimo il numero 8. Lopez, Chinnici. Sbaglia anche Lorenzo Chinnici. Giuliano. Poi il tocco deviato dallo Monaco. Sarà dunque rimessa tra le minuto 40 di gioco per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Risultati 5-2. Mancano 20 minuti. La Fiura, buona giocata. Il tunnel di La Fiura. Domino, punta l'uomo, poi imbuca con Chinnici che la tocca per anticipare lo Monaco. Era una buona idea quella di Domino. Stava trovando effettivamente l'avversario ben messo. Poi la tocca la Fiura, ad anticipare anche Cassar. Sarà dunque rimessa tra le sempre per il Real Termini che si affaccia nuovamente dalle parti di Giuliano. Poi conclusione perfetta di Giardina, fa 5-3 esultanza con la panchina, adesso riapre veramente questa gara. Poi la esultanza anche del capitano Domino, 5-3, non può nulla Giuliano, era riaperta. La Fiura, Lopez, adesso qualcosa non sta funzionando in questo secondo tempo. Serve un po' la gara contro Loretto San Vincenzo. Tanto dentro nuovamente Luca Vivarelli, fuori Nini Scozzari. Lopez di prima per Vivarelli, Scialabba molto bravo qui. Domino, Vivarelli qui molto utile. Neanche la rimessa. Chinnici allarga dalle parti di La Fiura, accarezza la palla, poi può cambiare tutto, lo fa per Lopez di prima, scivolata di Domino. Era un'idea giusta, non ci ha creduto però troppo Vivarelli, poi palla alta, Lopez di testa. Poi travolge Domino. Mi scusa. Fallo del... Anzi non è fallo, è rimessa laterale però. Nel modo di colpire la palla di testa poi lo ha travolto. Tutto ok però per Domino che adesso si è rialzato, dunque rimessa laterale per il Real Termini. Giardina apparecchia per i compagni, troverà una deviazione, sarà quindi calcio d'angolo per il Real Termini che rimane dunque in zona offensiva. Con Domino chiama uno schema, velo di Cassar, poi Giardina ancora ed era nuovamente un tiro velenosissimo quello del numero 8. Giuliano, Chinnici prova un aggancio molto difficile. Giardina, Domino, esce Vivarelli, oggi non si passa dalle sue parti. Una grande gara di Luca Vivarelli. Giardina. Cassar alza la sfera, c'è il taglio di Lopez in anticipo su Domino.
Poi il velo di Cassar, geniale, Lo Monaco, le finte, rientra come sempre, poi imbucata e la tocca Vivarelli che anticipa anche Giuliano e poi si divora questo contropiede perché si allunga molto male la palla, poi Giardino, ancora palla in mezzo e poi esterno della rete per Domino, va vicina più che mai al gol del possibile 5-4, poi va giù Vivarelli, calcio di punizione, fallo di Giardino. Calcio di punizione, fallo su Luca Vivarelli, si è rialzato. Chinnici ha lo spazio, cerca il tiro col mancino con Scialabba che infatti indica ai compagni di non pensare a rispondere verbalmente ma di giocare perché effettivamente stava continuando il Palermo Futsal Club, stava quasi per trovare anche il gol del 6-3 con Scialabba che comunque sembrava in direzione. Palla centrale, Cassar, un ottimo secondo tempo degli ospiti, palla imbucata, difficile per Domino. Sarà quindi rimessa laterale per il Palermo Futsal Club, non rimessa dal fondo con Vivarelli che apparecchia dalla Fiura, aggancia molto bene, poi Chinnici si complica tanto la vita, poi non è l'ultimo a toccare però. Guadagna una rimessa, Lopez, Vivarelli rientra sul sinistro, poi scarica da Lopez, c'è largo la Fiura. Chinnici. Lopez. Poi la Fiura non tocca la palla. Giardino. Domino per Cassar, palla fuori. Rimessa laterale per il Palermo Futsal Club con Lopez, Chinnici, Luca Vivarelli. Chinnici. L'inserimento del set, aggancia la palla, si gira molto bene qui Giardino. Poi Chinnici. La Fiura. Adesso Vivarelli, le finte, salta l'uomo Vivarelli, allarga per Chinnici, raggiusta la palla. Però Chinnici non ci è arrivato. Infatti lo stesso numero 10 dice al compagno che la palla effettivamente fosse corretta. Non ci è arrivato lui. Dunque nessun errore per Vivarelli. Entra bene qui Lo Monaco. Giardina col mancino, Cassar di prima, Lo Monaco, pressione della Fiura che aiuta tanto. Poi Chinnici, la Fiura si gira molto bene la Fiura. Allarga per Chinnici, poi sbaglia il tocco. Lopez, sempre la Fiura che può scaricare su Giuliano che va direttamente in rimessa laterale senza badare allo stile. Pino Giuliano, minuto 46. Giardina col sinistro, l'anticipo di Chinnici, scivolata su Lo Monaco. Nel frattempo si sta riscaldando Gennaro, sicuramente saranno concessi per lui sicuramente gli ultimi 10 minuti, ma forse anche qualcosina in più. Mancano 13 alla fine della partita. Palla direttamente dall'altro lato con Cassar. Accorcia Domino, ma si torna da Giardino. Lo Monaco, buona qui la sua giocata col sinistro! Buca Giuliano ed è 5-4. La ripresa decisamente il Real Termini che si porta un solo gol di distanza. Adesso iniziano ad arrivare anche i fantasmi in casa Palermo Futsal Club. Fuori Vito La Fiura, dentro Gabriele Gennaro. Intanto si riscalda anche Francesco Catania, ma nel frattempo Calì sta caricando Giuliano dicendo non c'è nulla. Non ha visto passare questo pallone, col sinistro travolto da questa conclusione improvvisa. Poi sbaglia Vivarelli, adesso c'è anche un pizzico di paura probabilmente in campo. Giardino lotta con Gennaro, la pressione è sempre molto utile il numero 24 che è molto forte fisicamente, autore di 2 gol quest'oggi. Domino con Vivarelli, l'ultimo tocco è dello stesso numero 7 rosanero. Lo Monaco, Domino, pressione di Vivarelli che va molto alto a pressarlo, la tiene molto bene qui l'11 che poi punta al centro del campo, salta anche Gennaro, poi la tocca quel poco che basta per Cassar, anzi per Giardina, può orientare sul sinistro. Vivarelli, le finte, non spazza il pallone, la tiene sempre lì
Chinnici, Lopez, Vivarelli, esce bene dalla pressione il Palermo, Vivarelli, destro sinistro, scivolata di Domino, si continua, poi lotta, Lopez casca giù, si continua, calcio di punizione. Vivarelli subito prova la giocata verso Gennaro, viene fermato da presentamento irregolare su Giardina. Cassar, Giardina, è salita la sua prestazione in questo secondo tempo, poi alza a Domino per lo Monaco, per lui l'ultimo gol in ordine cronologico. Giardina, Domino, dedica calma a Scialapa, poi sbaglia il tocco verso Chinnici che alza il pallone. Aveva rischiato veramente tanto qui Domino, questo pallone in orizzontale, molto velenoso. Domino entra molto bene dentro poi conclusione di Giardina, ha fatto una grande giocata verso l'interno del campo qui Domino, facendo quasi un assist al compagno che ha concluso direttamente col sinistro, ma un grande piede Giardina, lo sta dimostrando. Intanto palla secondo palo di Cassar per lo Monaco che liscia il pallone, però adesso il Palermo sta veramente rischiando forse un po' troppo. Chinnici, Gennaro, casca giù, calcio di punizione. Tanto bisogna capire quanti falli sono stati effettuati. Fallo giocare, dai! C'è stato un cartellino giallo nel frattempo. Sono 3 falli dunque. Minuto 50, mancano 10 minuti. Attenzione raga! Attenzione Sul punto battuta vediamo Chinnici, c'è largo Gennaro, dentro la rigore invece Vivarelli, all'esterno, quindi rimorchio quasi, chiaramente, Lopez. Chinnici, schema, Gennaro! La tocca a Scialabba, nel frattempo è rimasto giù, Vivarelli va tutto regolare. L'ultimo, Vivarelli va in mezzo, palla che si impenna, Scialabba la lascia lì. Sarà ancora corner con Vivarelli che alza la palla per Chinnici che prova ad impattare male però con l'esterno, palla fuori. Nel frattempo sta per entrare Catania al suo posto, lascia il tiro di gioco Lopez, dunque fuori un giocatore difensivo, dentro uno più offensivo. Poi palla ancora dentro per lo Monaco, il palo! Si salva il Palermo Futsal Club adesso, Gennaro, c'è Vivarelli, non lo serve, Gennaro avanza, apparecchia per Vivarelli, guarda la porta, Vivarelli, secondo palo, poi chiude ancora Vivarelli in mezzo, e palla che attraversa tutta la di rigore ma non trova nessun compagno. Si è salvato il Palermo Futsal Club, ma adesso non è riuscita a sbloccare questa situazione, che al momento vede un secondo tempo da dimenticare per gli uomini di Mister Gentile. Frattempo a colloquio il signor Bruno con lo Monaco. Domino può rientrare, lo fa, apparecchia per Giardina, questa volta non impatta bene. Frattempo è pronto a entrare, anzi è entrato Francesco Catania al posto di Lopez, dunque Chinnici, Lopez, Vivarelli e Gennaro. Giuliano, Gennaro prova con la sola a passare con una magia, ma Giardina molto bravo che non concedere spazi al 24. Catania, Chinnici, Lopez, anzi Catania nasconde il pallone, palla in mezzo per Gennaro, viene fermato, riparte il contropiede, non è 3 contro 2. Giardina prende forse qualche tempo di gioco, poi rientra Gennaro molto bene in fase difensiva, grande partita del numero 24 che oggi si è decisamente
sbloccato dopo questa doppietta, poi sbaglia forse la cosa più semplice, ovvero il passaggio per Vivarelli, tanto impreciso, però dopo un grande recupero forse si può anche perdonare. Poi rischia ancora Giardina contro Genaro, che presta veramente una pressione altissima, poi fa valere pure il fisico. Giardina rischia tanto perché Vivarelli era molto vicino. Adesso Cassar entra quasi dentro l'area di rigore, poi Chinnici lo ferma, tutto regolare, si continua. Chinnici, contropiede, un 3 contro 2. Chinnici apparecchia, Vivarelli, guarda la porta, Vivarelli, mette in mezzo, Gennaro! Tripletta di Gabriele Gennaro, che poi esulta con i compagni e fa 6-4 nel momento più complicato di questa partita. Risponde lui con questa tripletta personale e poi chiama anche il cambio. Ci sarà probabilmente un cambio perché rientra Vito La Fiura. Adesso si gioca con il quinto perché sta per fare il Casola. Pezzo di merda, fallo quando era a casa. Fallo netto. Oh, 5! Si gioca con il quinto dunque per questi ultimi 5 di gioco. Si cerca il tutto per tutto, una tecnica, una metodica, uno schema che può essere fruttoso chiaramente. Poi tanto palla in mezzo! Infatti lo è subito per il Real Termini con lo Monaco che fa 6-5. Ha trovato lo spiraglio, il quinto funziona subito. Messa malissimo la compagine rosanero, che dovrà soffrire ancora per altri 5 minuti. La Fiura, Chinnici. C'è stata un'incomprensione tra probabilmente Vivarelli e Chinnici. Catania. Chinnici. Imbuca Catania, guarda la porta, Catania, salta in portiere ancora Catania! Catania! Ancora lui, salta sempre il portiere e fa 7-5 al minuto 55, 37 secondi. Poi esultanza con tanta rabbia per Francesco Catania che quando segna salta sempre il portiere. 3 gol in maglia rosanero, tutti e 3 saltando il portiere. Fatto una giocata prodigiosa. Nel frattempo rientra ancora Carcasola, dunque si continua con il quinto che verrà fatto da Domino, giocatore molto tecnico. Cortese, Domino, Cassa, Domino, sempre Cassa, poi conclusione di Domino che non trova la porta. Poi guadagna qualche secondo Giuliano scaricando a Chinnici. Catania. 1-0, che del fallo netto. Poi La Fiura lotta con lo Monaco che ha la meglio, poi si appoggia su Cortese, pressione di Chinnici che lo vuole mettere in difficoltà. Fa fallo qui Chinnici. Cassa. Domino. Cassar, sempre Domino, cerca uno spiraglio così come in precedenza, che ha visto lo Monaco trovare la direzione giusta per poi bucare Giuliano con un tiro molto preciso. Intanto Domino, si continua, Cassar allo spazio, Cassar, sempre Giuliano, risponde presente, poi Catania cerca il tiro con la porta sguarnita, poi Cortese che qui vede Vivarelli addormentarsi, poi commette anche fallo e calcio di punizione. Dovrebbe essere il quinto fallo, vediamo. Cerchiamo di capire, non dovrebbe avere indietro il tiro libero. Poi anche Giuliano e Chinnici. Poi Giuliano a fare sentire la sua voce. Sono 3-3 i falli secondo il direttore di gara.
Sarà quindi calcio di punizione con lo Monaco sul punto di battuta, batte rapidamente, però c'è bisogno del fischio. Domino, Cassar, sempre Domino, c'è largo lo Monaco ben messo, che cerca probabilmente il pallone. Domino non lo serve ancora, Cassar si ritorna sempre dal capitano, guarda la porta, cerca il tiro, la prende forse con l'esterno, non l'ha presa bene il capitano. Una buona gara per lui, però forse gli è mancato qualcosa lì davanti, un po' di imprecisione, però è un giocatore che comunque parte sempre da dietro, di conseguenza arriva anche forse un pizzico stanco. Giuliano, la Fiura non arriva sullo Monaco, rimessa, poi Vivarelli cerca la porta, blocca Domino, poi Cassar allarga dalle parti di Cortese, Domino, poi Domino larga dalle parti di Cassar, sempre Domino, cercano uno spiraglio per colpire Giuliano, poi la punta e para Vivarelli che si sostituisce alle proprie compagne, minuto 59, 40 secondi, mancano 20, poi qualcosa da recuperare, poi Domino si apparecchia la conclusione, scucchia benissimo per lo Monaco e Giuliano, poi Vivarelli mette in calcio d'angolo, ma sta attaccando bene il Real Termini che comunque sta giocando una grandissima partita. Domino può rientrare, vediamo, apre lo Monaco ancora, sul primo, la tocca Giuliano, calcio d'angolo ancora una volta, sempre molto libero lo Monaco, ma ben servito da Domino che comunque da quando sta facendo il quinto uomo sta trovando sempre sull'otto di sinistra il compagno. Lo Monaco in precedenza ha anche fatto un gol, però adesso invece è stato chiuso dal portiere rosanero. Poi Chinnici, Catania, guarda la porta e cerca la conclusione diretta, poi Cassar, pressione di Chinnici, la tiene molto bene in campo, poi Domino nasconde la sfera, molto bravo qui Cassar, può allargare, finta con la suola, poi cerca l'imbucata direttamente alle parti di Domino che guarda i compagni, poi allarga, Cortese, cerca ancora il passaggio in mezzo, pallone che passa, Ascarola cerca il tiro. Ha provato qui il neoentrato Carcasola con il suo primo tiro della partita, poi conclusione di Cassar, deviazione ancora e poi Vivarelli su Cortese, poi cerca porta con il destro, Vivarelli con il destro, non è il suo piede ma va bene lo stesso, esultanza con i compagni ed è 8-5 per Luca Vivarelli che fa tripletta personale e adesso è tornato il classe 2001, mette alle spalle anche l'infortunio dello scorso anno, fa gol con il piede debole da centrocampo, non un tiro irresistibile chiaramente, ma senza il portiere, tutto proprio facile e comunque 8-5. Con questa azione termina anche la partita, vittoria per il Palermo Futsal Club che continua la sua marcia in questa stagione, rimane quindi imbattuto contro veramente un ottimo Real Termini che esce dal campo a testa altissima con questa partita giocata, una gara dominata sicuramente nel secondo tempo per gli ospiti che però hanno pagato forse un primo tempo non ottimale, complice chiaramente la prestazione super dei ragazzi di Mister Gentile. Noi intanto vi ringraziamo come sempre per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisiri è tutto, vi ringrazio e alla prossima.